dopo 30 anni di petcoke, la feccia del petrolio, e 20 anni di pneumatici, sia necessario effettuare uno studio in merito allo stato attuale della popolazione e dei cittadini. La Consulta Ambiente, insieme all'amministrazione, aveva approvato tale decisione ed in tal senso l'amministrazione comunale si era attivata, stanziando i necessari fondi ed incaricando prima il professor Fornasier per delineare le linee guida per l'incarico e poi affidando l'incarico al dottor Crosignani, con tanto di articoli sulla stampa e anche nel corso dell'udienza pubblica lo scorso 5 luglio in provincia durante l'udienza della Commissione VIA. Poi, improvvisamente, la svolta. E allora a questo punto io lascio la parola a Luciana per un breve sunto di quanto è accaduto in questi ultimi mesi. E faccio presente che si tratta qui di capire quale futuro noi vogliamo per il nostro territorio. Vogliamo un futuro basato sulla qualità della salute, la qualità di vita, turismo, prodotti tipici di qualità, enogastronomia? O vogliamo un futuro basato su incenerimento e rifiuti? Do la parola a Luciana. Buonasera a tutti. Io brevemente ho solo il compito di ricordare un po' il percorso che ci ha portato poi di fatto a scegliere di fare questa serata informativa. In parte già anticipato da Daniela che mi ha preceduto. Dell'esigenza di uno studio epidemiologico per conoscere la reale situazione ad oggi dello stato di salute della popolazione di Pederobba e dei comuni limitrofi, in realtà se ne parla da diversi anni, anche da parte delle amministrazioni stesse che si sono succedute negli anni precedenti, ma da parte di chi rappresenta in qualche maniera degli interessi più diffusi come associazioni ambientaliste del territorio e anche semplici cittadini, ci sono state anche delle richieste formali, parliamo ormai di quasi 10 anni fa. Di fronte alle numerose campagne di monitoraggio della qualità dell'aria, seppur parziali, condotte da ARPAV in questi anni, però non c'è mai stata la volontà da parte dell'ULSS di procedere anche con uno studio sulla qualità della salute delle popolazioni di questi territori. Quando nel 2015 si è presentata la richiesta del cementificio di poter essere autorizzato a bruciare plastiche, diciamo che è stato naturale a quel punto riprendere in mano ancora una volta questa richiesta. E la necessità di attivare questo studio epidemiologico in realtà era già stata per l'ennesima volta riproposta dopo la campagna di monitoraggio dell'aria che ha interessato 12 comuni dei nostri territori sinistra, destra, Piave dell'area pedemontana negli anni 2013-2014. In quel tavolo tecnico che era stato gestito dalla provincia ci si poneva come obiettivo quello di conoscere la qualità dell'aria di questi comuni, ma soprattutto fare una correlazione tra lo stato della qualità dell'aria e lo stato di salute della popolazione. Al termine di quel monitoraggio però diciamo che non si è concluso il progetto completamente. ULSS 7 e 8, allora ancora divise, si sono presentate solamente fornendo dati, riportando dei dati statistici relativi ad alcune patologie, ad alcune casistiche di malattie e o di morti, relativamente tra l'altro a soli 4 comuni dei 12 interessati. Un dato per noi irricevibile chiaramente, anche perché non è stato fatto nessun passo in avanti nel mettere in correlazione quelle patologie con la realtà dell'inquinamento di questi territori. Come dicevo, poi nel 2015 la richiesta del cementificio di autorizzare plastica. A quel punto abbiamo tutti un po' alzato la voce per chiedere veramente che ci fosse, prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione, una valutazione dell'impatto sanitario di quella che è oggi la situazione delle imprese, di chi in qualche maniera contribuisce
anche il traffico veicolare, anche tutte le altre fonti di inquinamento, in qualche maniera contribuisce, dicevo, sulla salute delle persone. Questa richiesta è stata fortemente voluta e sostenuta dai cittadini, anche dei comuni limitrofi, tant'è che la stessa petizione popolare che è stata attivata dal coordinamento Area che Voglio ha portato alla raccolta di più di 7.000 firme. Ma soprattutto all'interno della consulta comunale c'è stato un importante momento di incontro, di confronto, tanto da arrivare insieme come consulta, quindi come rappresentanti di gruppi, di associazioni, di cittadini, portatori di questi interessi, insieme all'amministrazione comunale, a segnalare proprio al Comitato Via provinciale, che sta valutando il rilascio di questa autorizzazione, la possibilità di diciamo, attraverso l'osservazione stessa, la possibilità di avere prima i dati di uno studio epidemiologico per poter poi tenere in considerazione anche questi nel rilascio dell'autorizzazione stessa. Questa condivisione ha portato, come ricordava prima anche Daniela, l'amministrazione ad attivare, quindi con atti formali, deliberare un bando prima per individuare la persona che doveva essere un po' il coordinatore dell'indagine, individuata poi nel professor Fornasier, ad assegnare lo svolgimento del progetto di studio epidemiologico tramite il professor Fornasier, le sue valutazioni, quindi l'individuazione del professor Cosignani, a convocare già il primo tavolo di lavoro con Comune di Pederobba, ULSS, ARPAV. Da questo primo tavolo è emersa la volontà di perseguire questo obiettivo e di attivare questo progetto, con tra l'altro l'impegno a ampliare la platea, diciamo, della popolazione, non solo a Pederobba, ma ad altri 6 comuni adiacenti al nostro. L'impegno dell'amministrazione è proseguito con anche un incarico a una società esterna per una valutazione sulle ricadute degli inquinanti del cementificio, per capire un attimo anche il contesto territoriale su cui andare a svolgere l'intero progetto. Poi nel secondo tavolo, a distanza circa di un mese, sono cominciate ad emergere alcune perplessità o criticità, anche per meglio dire, in modo particolare da parte della stessa ULSS. Tutto sembrava comunque poter in qualche maniera rimanere in piedi, se non che agli inizi di settembre la comunicazione ufficiale arrivata da ULSS al comune di Pederobba di fatto arresta completamente il percorso intrapreso. Vengono sollevate perplessità in merito al progetto di studio proposto dal professor Cosignani, vengono sollevate anche delle questioni in merito alla disponibilità, la possibilità di avere la disponibilità dei dati sanitari da parte dell'ULSS, e poi potrei continuare, ma avremo modo di raccontarvelo anche dopo. Questo ci ha particolarmente indignato, direi, anche perché come consulta non siamo più stati convocati, se non per ricevere formalmente, dopo che la notizia tra l'altro è stata data alla stampa, questa comunicazione, perché come consulta noi chiediamo ancora, perché lo crediamo, che questo progetto di studio epidemiologico proposto dal lavoro svolto dal professor Fornasier e dal professor Cosignani permette di avere in tempi brevi, e poi capiremo perché, già una serie di dati che riteniamo fosse necessario e prioritario far conoscere, oltre che alla popolazione, soprattutto al Comitato Via che sta valutando questa nuova autorizzazione. Io mi fermo qui perché non vorrei anticipare alcune cose, credo sia più opportuno, e questo è l'obiettivo di questa serata, lasciare la parola a dei tecnici che in maniera molto professionale e semplice questa sera ci faranno capire perché si parla di studio epidemiologico, cosa può dare come risultati uno studio epidemiologico, ma soprattutto come semplici cittadini come dobbiamo essere in qualche maniera informati e coinvolti in questo tipo di scelte che riguardano la nostra salute e la salvaguardia della qualità nostra e delle generazioni future. Mi fermo qui, intanto ringraziandovi, ringraziando soprattutto
Il professor Cosignani e anche il professor Fornasier, che da molti anni sta lavorando all'interno della Consulta Ambiente e ha accettato anche questa sera di essere qui, perché insieme al professor Cosignani anche hanno lavorato insieme in questi mesi. E lascio velocemente la parola a Mauro per presentarvi i nostri relatori. Grazie. Sì, buonasera, il mio compito è contestualizzare le due figure che abbiamo qui stasera dal punto di vista tecnico-professionale, perché lo meritano. Lo faccio con il primo relatore, prima con Fornasier, e poi allora separo i due momenti appunto in maniera tale che si ricordi anche dopo il curriculum del professor Cosignani quando interviene. Il professor Fornasier vado a braccio perché è un tecnico che conosciamo benissimo in Consulta Ambiente, perché oltre ad essere stato per credo 30 anni professore di 42 professore di chimica organica dell'Università di Padova, negli ultimi anni ha sostenuto e affiancato proprio il comune di Pedarobba con un'attività di consulenza per lo più a titolo gratuito, ed è stato il tecnico che ci ha affiancato noi tutti della Consulta Ambiente, quindi sia di maggioranza che di minoranza, e che ci ha istruito molte volte in molti frangenti su appunto tematiche particolarmente complesse come quelle di cui parliamo questa sera. Nella fattispecie, in questo frangente, è stato anche con un regolare percorso che ha portato al vaglio di più domande, incaricato appunto dal Comune di individuare le linee guida e quindi il percorso che doveva portare all'individuazione dell'esperto e del metodo più idoneo a realizzare lo studio epidemiologico che appunto Consulta, come vi è stato spiegato, e amministrazione congiuntamente hanno perseguito congiuntamente fino a pochi giorni fa. Per cui una figura che è importante per tutti noi e che è stata da punto di riferimento per tutti e in maniera unanime considerata autorevole, imparziale e molto competente nelle materie trattate. Ecco, darei la parola al professor Fornasier, poi per la presentazione del professor Cosignani intervengo successivamente. Grazie. Grazie a Mauro per le bellissime parole, grazie a voi tutti che avete avuto il coraggio di intervenire stasera per sentire qualche ambientalista cieco e sordo, così sono stati definiti, e per sentire due pensionati inaffidabili, e sono qua. Così siamo stati definiti. Grazie ovviamente anche a chi ha organizzato tutta la serata. Io spero di non annoiarvi stasera, ma il mio compito da 11 anni a questa parte, per quanto riguarda il Comune di Pedarobba, è stato quello di affiancare il sindaco e l'amministrazione, ovviamente, per quanto riguarda tutte le problematiche che una dozzina di anni fa cominciavano labilmente a farsi sentire. Non è stato facile fare questo lavoro, non perché il sindaco non fosse recettivo, i sindaci, ma parlo del primo sindaco Barato con cui ho collaborato 10 anni, tutti e due i mandati, ma perché certe resistenze trovate all'interno dell'ente provincia e anche dell'ARPA, nella dirigenza dell'ARPA, insomma, sono state estremamente pesanti quando si arriva a litigare per raggiungere un obiettivo che è un obiettivo di comune utilità. Sono difficilmente spiegabili anche certi comportamenti. Comunque, qui siamo arrivati e io mi sento in dovere di cercare di farvi capire perché e come siamo arrivati a questo punto.
Il nostro territorio è quello che vedete, non è esattamente la pianura padana, ma molto spesso viene richiamato come se fosse la pianura padana. Devo cominciare subito con farvi vedere questa, che è una piccola parte di uno studio di incidenza ambientale integrato, richiesta fatta dalla provincia alla Cementi Rossi il 20 settembre del 2017. Questa parte è una cosa che riguarda esclusivamente l'ambiente vero e proprio, cioè i siti Natura 2000, la Garzaia di Pederobba, il fiume Piave da Maserot, lo vedete, il massiccio del Grappa, Setolo Basso, Campazzi di Onigo. Questo studio commissionato dalla Cementi Rossi a uno studio esterno di Novara ha in pratica messo in chiaro quali sono le situazioni. Adesso non lo so se si riescono a leggere con una certa chiarezza le varie zone, ma il cementificio è facilmente individuabile, è quel punto rosso, e le zone gialle sono le zone di protezione speciale, i siti di interesse comunitario, i SIC, sono colorati in azzurro, e verde sono gli ambiti di sovrapposizione. Riuscite a vederli? Ecco, questi sono gli siti studiati a questo proposito. Le conclusioni sono che non c'è nessun problema per nessuno di questi siti, nessun problema che possa essere legato al cementificio, anche se lì localizzato. Ovviamente sono 383 pagine da leggere, l'ho scoperto gli ultimi giorni, più di tanto su questo non vi posso dire. Mentre vi dico tutto per quanto riguarda il monitoraggio dei suoli, che è stato fatto parecchi anni fa, 2011, allo scopo di verificare se in vicinanza o in lontananza del cementificio ci fossero dei residui di sostanze organiche della famiglia delle diossine o di diossina come tale accumulati sul suolo, in superficie o a qualche profondità. Sono stati studiati, li vedete, segnati in rosso, tutti i punti dove sono stati fatti dei carotaggi, dall'ARPAV ovviamente. E le risultanze furono queste. Quelli segnati in rosso, ancora, sono i siti dove si è trovata la presenza di diossina, superficialmente, ma anche a una certa profondità, non elevata, ma una decina di centimetri sotto il piano di campagna. Quindi in questa zona, diciamo, prossima al cementificio, perché è abbastanza molto vicina, c'era il rilievo che poi è passato nel dimenticatoio, in qualche modo spiegato ma in modo diciamo strumentale, e la diossina è rimasta lì come sarà da altre parti qui intorno. Centriamo il problema della qualità dell'aria nel comune di Pederobba con il primo monitoraggio effettuato dall'ARPAV dal febbraio a maggio del 2008. Tutta una serie di indagini su tutti gli inquinanti che potevano studiare in quel momento. Questo ovviamente non lo riporto quelle che nelle conclusioni sono frasi che troveremo replicate sempre, praticamente cambiando qualche sostantivo, ma la sostanza sarà questa. È evidente che il giudizio riferito ai valori limite a lungo termine deve essere considerato per ogni tipo di inquinante, deve essere considerato di tipo presuntivo, perché può essere confermato inequivocabilmente solo dall'analisi dei dati rilevati
con un monitoraggio in continuo di durata annuale o almeno sufficientemente rappresentativa di tutte le condizioni meteorologiche tipiche invernali ed estive. L'indagine durata un anno per coprire tutte le stagioni, tutte le situazioni di vento, tutte le condizioni, non è mai stata fatta. Ma questo è, notatelo, ma è una cosa estremamente importante. Una semplice spiegazione. Valore limite, perché vengono spesso richiamati, non solo a proposito degli inquinanti atmosferici, ma di tutta la situazione inquinante. Valore limite, cosa si intende? Si intende il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche del momento. E vi posso assicurare che le conoscenze scientifiche, ma lo sapete benissimo anche voi, variano, cambiano, crescono di momento in momento, di giorno in giorno. Per fortuna che è così, perché se noi ci basassimo sulle conoscenze scientifiche a proposito di una ventina d'anni fa, saremmo fritti, nel senso che sono tutti valori limite molto elevati, valori limiti che non tengono conto che dosi anche al di sotto di questi valori limiti di Lese possono essere pericolose per la salute, si intende ovviamente, specie in momenti cruciali della vita. Non si tiene conto che ogni sostanza viene valutata singolarmente, senza tener conto dell'effetto d'insieme. Non si tiene conto che i metaboliti di ogni sostanza, di ogni inquinante, possono talvolta essere più tossici della molecola originaria. Tutto questo complica estremamente tutto quello che si fa in questo ambito, in questo campo. Allora, nel 2008 è cominciata anche da parte dell'ARPAV una serie di studi di dispersione degli inquinanti utilizzando dei modelli matematici ad hoc. Le stazioni meteo usate in questi studi sono quella di Quero, quella di Bigolino, di Valdobbiadene, Bigolino insomma, e quella del cementificio Poco, anche se sarebbe molto importante. Allora, l'anno è il 2008, la stazione è quella di Quero che si trova a 5 metri, l'anemometro si trova a 5 metri dal suolo. Il risultato della velocità e della direzione dei venti lo vedete rappresentato in questa rosa dei venti. Allora, questa è Quero. Non ve lo dico per sfizio, ma perché dopo le conclusioni sono funzione di queste scelte. Questo è Valdobbiadene, località Bigolino, dove l'anemometro è posto a 2 metri, la direzione e l'intensità dei venti è molto diversa e questo è il risultato dello studio fatto sulla stazione che c'è nel cementificio a 50 metri di altezza, ancora una situazione diversa con una intensità che è nord-ovest, tutta nord-ovest. Lo studio dell'ARPAV per tutte le mappe di dispersione che vedremo fra un attimo si è basato su questa situazione. Rosa dei venti del 2008, stazione di Quero, quella più importante tra quella rispetto a quella di Valdobbiadene e Bigolino. Adesso ne vediamo una serie. Ognuna di queste rappresentano per l'intensità alla variazione di colore con un codice colore che vedete bene, una dispersione che va verso sud-est, va verso il centro di Onigo e diciamo verso Covolo Crocetta. Ne vediamo una serie, questa è relativa agli ossidi di azoto. Penso che vi rimanga abbastanza precisamente questa rappresentazione. Questa è relativa alle polveri sottili, agli idrocarburi policiclici aromatici, all'arsenico,
notiamo che se la scala riportata sotto è quella che è, cioè 1 chilometro per quei 4 segmenti lì, oltre l'ARPAV non ci ha mai fatto vedere niente, ma lo possiamo desumere. Se completiamo questa specie di ellisse, arriviamo a Crocetta Cornuda tranquillamente. E questa è di metalli, il cadmio in particolare e le diossine. Tutta una serie di studi che hanno portato a definire le zone di ricaduta per tutti gli inquinanti, in concentrazione diversa mano a mano che ci si allontana dalla fonte, cioè dal camino 16. Leggo, queste sono parti ovviamente tutte tratte dal lavoro dell'ARPAV. In estrema sintesi, per concludere, rispetto alla valutazione complessiva dell'impatto ambientale riconducibile all'attività del cementificio sul territorio del comune di Pedarova, appare evidente che in base ai risultati delle simulazioni modellistiche esposte in dettaglio nel presente e in altri rapporti tecnici, gli effetti sulla qualità dell'aria e sulle deposizioni al suolo degli inquinanti risultano generalmente limitate, fatte salve eventuali situazioni critiche di breve periodo medie orarie che dipendono da specifiche condizioni meteorologiche, cioè non ci dicono praticamente niente. Ma sulla qualità dell'aria l'ARPA ha fatto ancora studi su Pedarova, ne ha fatti tantissimi, come siamo riusciti comunque a fargli fare anche sui comuni limitrofi e non anche più in là, coinvolgendo 12 comuni fino a Pieve di Soligo in pratica. Questa è del luglio-settembre 2013, gennaio-febbraio 2014, quindi quelle che l'ARPA definisce campagne estive e invernali. La prima è la campagna estiva, la seconda è la campagna invernale. Che cosa utilizza? Rosa di venti a scansione oraria registrati presso la stazione meteorologica di Valdobbiadene Bigolino. Ora uno dice, ma come? Se tutto il resto l'hai fatto studiando la stazione come fonte, diciamo, di dati, la stazione di Quero, adesso Bigolino per tutte e due le campagne. Voi vedete che cambia radicalmente la rosa dei venti, cambia l'orientazione e in pratica cambia tutto. Allora, le conclusioni alle quali l'ARPAV giunge dopo aver fatto questo studio sulla qualità dell'aria, dice: la qualità dell'aria nel comune di Pedarova è stata valutata in seguito a 2 campagne di monitoraggio, quelle che abbiamo visto. La situazione meteorologica verificatasi durante le campagne è stata analizzata dal servizio meteorologico di ARPAV, utilizzando i dati della stazione meteorologica ARPAV di Valdobbiadene Bigolino con anemometro 2 metri. Lo sapevamo. Durante le campagne le direzioni prevalenti di provenienza del vento sono state est-nord-est e ovest, ovest-nord-ovest e ovest-sud-ovest, di intensità generalmente molto debole. Si fa presente tuttavia che a causa della quota di misura l'intensità del vento è sottostimata rispetto a misure effettuate a 5 o 10 metri di altezza. Durante la campagna invernale si sono inoltre osservati fenomeni piovosi particolarmente frequenti rispetto alla climatologia del periodo che hanno favorito la dispersione degli inquinanti emessi. Allora la qualità dell'aria l'ARPA l'ha determinata in queste condizioni, con un anemometro che era posizionato troppo basso, che gli serviva poco a niente, con un vento e condizioni atmosferiche che in pratica non servivano, ma sebbene tutte le considerazioni sopra riportate fatte da ARPA ammettano ed evidenzino condizioni di rilevamento di inquinanti atmosferici poco idonee per entrambe le campagne, l'ARPA stesso le pone a fondamento per definire la qualità dell'aria di Pedarova, perché su queste tutti, negli ultimi tempi, hanno pesato per dire che l'aria è aria buona. L'indice di qualità dell'aria durante il periodo di campionamento è sempre lo stesso studio, con gli stessi presupposti e con gli stessi metodi.
L'indice di qualità dell'aria, leggo l'ultimo periodo, durante il periodo di campionamento permette di rappresentare sinteticamente lo stato di qualità dell'aria. Il calcolo di tale indice per la campagna eseguita a Pederobba ha evidenziato che la maggior parte delle giornate si sono attestate su valori di qualità dell'aria accettabile e buona. Allora, se l'ARPA mi dice una cosa del genere come conclusione, io, se fossi il sindaco, siccome non so praticamente niente di quella che è la situazione degli studi, l'approccio, il loro metodo, eccetera, mi fido e dico che l'aria è accettabile e buona. Per questo mi sono permesso una volta di dire: ma chi è che ti ha detto certe cose e come mai non me l'hai chiesto? Indice di qualità dell'aria, campagna di Pederobba, e voi vedete con queste barre codice colore: accettabile, tanti giorni, buona, in pratica mediocre, scadente, pochissimo. Quindi così è l'area di Pederobba definita dall'ARPA. Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 191204. Allora voi capite che questo è un allegato alla richiesta di via della Cementi Rossi. 2014, l'anno. Queste sono le mappe di ricaduta che presenta la Cementi Rossi. La prima che vedete è relativa agli idrocarburi policiclici aromatici. Vedete anche le zone, i confini dei comuni limitrofi. Non occorre che ve li segni, immagino, no? No? Si vede? Allora, ripeto, questi gli IPA, gli idrocarburi policiclici, poco niente. Mercurio, già il mercurio esce come è un metallo pesante, ma è volatile, quindi nell'aria si disperde tal quale in forma aeriforme, e di fatto questo studio di ricaduta ce lo mostra disperso ben oltre a quella della slide precedente, raggiunge Cornuda, raggiunge un pezzo anche di Maser, ed è la prima volta che lo si vede. Gli ossidi di azoto sono limitati alla zona piccolissima, un'area molto piccola del comune di Pederobba. Le diossine invece si disperdono un po' dappertutto, si allargano nel territorio di Cornuda, nella parte di Pederobba Nord, diciamo, e arrivano a lambire anche territori del paese di Maser. E questo è lo studio commissionato dall'amministrazione comunale di Pederobba al servizio territori di Cinisello Balsamo, che ha affrontato lo studio modellistico ovviamente cercando l'appoggio dell'ARPA Padova, che ha tutti i dati necessari per fare lo studio modellistico. I dati meteorologici utilizzati sono e si riferiscono esclusivamente all'anno 2016. Le stazioni utilizzate sono la stazione di Valdobbiadene Bigolino e la stazione di Quero, singolarmente e insieme, per vedere la combinazione che cosa poteva portare. La simulazione riguarda in particolare la sorgente di inquinanti principali dell'impianto in esame, inquinanti principali perché gli ossidi di azoto costituiscono, detto in termini di peso, all'incirca 1000 tonnellate all'anno di gas emesso. A volte di più, a volte 1200, a volte 900, ma quello è l'ordine di grandezza e ci riferiamo solo al Camino 16. Questo contaminante è stato considerato come contaminante tracciante per l'analisi della dispersione in atmosfera degli inquinanti che si possono studiare successivamente. Questo era, diciamo, il fondamento per lo studio epidemiologico.
La struttura delle ricadute al suolo, questo dice lo studio che ha fatto Servizi e Territorio, grazie. La struttura delle ricadute al suolo di altri inquinanti emessi dalla citata sorgente, dal Camino 16, sarà analoga a parità di elaborazione statistica, a meno della correzione quantitativa proporzionale ai quantitativi emessi dalle diverse sostanze inquinanti associate ai fumi di combustione. In altre parole, le mappe di ossidi di azoto riportate, adesso le vediamo, hanno lo scopo principale di definire l'areale di ricaduta, cioè le aree in cui sono maggiori i livelli di concentrazione, indipendentemente dai valori assoluti delle ricadute, che dipenderanno invece dalle quantità rilasciate dalla sorgente di contaminanti considerata. Questa è la rosa dei venti utilizzando quelle due fonti. Il territorio è quello di questi comuni ripreso in questo settore, in questo quadrato. Vedete, i paesi sono ben definiti e questi sono le mappe di ricaduta ottenute. Allora, questa esattamente è inquinante ossido di azoto massimo 5,3 microgrammi per metro cubo, la media annua. Questa è la media annua delle ricadute. Non assomiglia per niente a quelle mappe rosa, rosso, marron che abbiamo visto in precedenza, ma vedete che si delinea sì in modo diciamo preponderante verso l'asse del Piave, però si allarga e si allarga in maniera decisa verso ovest all'altezza di Cornuda e prosegue andando oltre, andando fino a Crocetta sicuramente e oltre quel luogo. Simulazione della dispersione, questa è una rappresentazione del massimo della concentrazione rilevabile con questi modelli 215 microgrammi per metro quadrato. Il camino è sempre il Camino 16. Questa è la media annua. Questa parte è relativa esclusivamente a ciò che emette il camino della Laser Industries, cioè la Laser ha un piccolo sistema di combustione dove utilizza oli vegetali e ha un camino alto 10 metri che emette i prodotti della combustione di questi oli. Abbiamo voluto verificare se il peso di questa ditta nell'emissione globale avesse un certo senso. Sovrapponendolo agli altri si vede che lo si vedeva già nel singolo, ma lo si vede anche qui nel sistema complessivo che non dà un contributo significativo. Questo è tutto ciò che è uscito dallo studio di Cinisello Balsamo. Teniamolo a mente, ricordiamoci che è diverso in maniera sostanziale rispetto alle mappe di ricaduta dei vari inquinanti, tra i quali anche gli ossidi di azoto, fatte in precedenza dall'ARPAV. Ora vediamo i risultati delle campagne svolte nel 2013-2014, sempre in relazione alla qualità dell'aria, riferito ai composti organici volatili, a quelle sostanze che sono nell'aria un po' diffuse ovunque. Emissioni di ossidi di azoto nella provincia di Treviso, stima a livello comunale, dati INEMAR. La regione più scura è tutto il territorio di Pederobba.
La tabella riporta nel dettaglio la stima delle emissioni di ossidi di azoto nei 12 comuni che erano stati studiati in quei tempi 2 anni prima, e partecipanti al progetto Salute e Ambiente, eccetera, eccetera. Allora, Pederoba è così, diciamo, la più presente, ma nel dettaglio Pederoba, per quanto riguarda la stima di emissioni di ossidi di azoto, è la più alta, è la più elevata. Viene stimata a 1081 tonnellate annue, pari a 40 tonnellate al chilometro quadrato. Gli altri paesi, Cornuda, Crocetta, Cavaso, Farra di Soligo, sono al di sotto dei 100 tranne Valdobbiadene. Vedete valori molto più bassi. Che cosa dice questo studio a proposito di questi valori? Dice che per il comune di Pederoba l'emissione del macrosettore 03, cioè combustione nell'industria, quindi della Cementi Rossi, contribuisce infatti per oltre il 90% dell'emissione totale. Contribuisce per oltre il 90% dell'emissione totale di quei 1081, mentre per il comune di Possagno contribuisce per il 70%. Composti organici volatili, era l'intestazione dello studio, stimati in base ai dati INEMAR. INEMAR è l'inventario emissioni aria, è una raccolta coerente e ordinata dei valori delle emissioni generate da tutte le attività naturali e antropiche. È diciamo un database che viene utilizzato non solo dal Veneto, ma dall'Emilia Romagna, dal Piemonte, da tutte le regioni che hanno un po' di interesse per queste problematiche. A proposito di composti organici volatili, benzene, toluene, tutte quelle sostanze che avete visto nel titolo, le emissioni totali annue sono state stimate per Pederoba pari a 400 tonnellate. Oltre all'emissione comunale, considerando l'estensione del territorio, si valuta la densità emissiva. Pertanto, il valore di Pederoba risulta pari a 15 tonnellate per chilometro quadrato dei composti organici volatili, confrontabili con il valore medio stimato per il territorio provinciale di Treviso, che è pari a 16 tonnellate per chilometro quadrato. Diossine e furani, che fanno parte della famiglia dei composti organici non volatili, ma comunque rientrano nei composti organici. Viene messo a confronto, in questo grafico, viene messa a confronto la concentrazione delle varie tipologie di diossina, perché non è la diossina di Seveso, questa è rilevabile a Pederoba e a Treviso. Pederoba è l'azzurrino e Treviso è il blu, e questa è la situazione. Non ci sono commenti da fare. Un'altra, sempre dallo stesso studio, concentrazione medie di idrocarburi policiclici nel periodo studiato. Ancora, Pederoba è la parte violacea, violetto, chiaro, Treviso è la parte azzurra. E vedete come siano le situazioni per i vari conformeri, le varie sostanze diossino-simili. Non una situazione tale da dire l'aria di Pederoba è buona, almeno non mi pare proprio. E cosa dicono le istituzioni regionali su Pederoba? In qualche modo si impegnano, dichiarano qualcosa? Dicono. In una relazione che è stata chiamata Stato dell'ambiente e criticità ambientali, si evidenzia come le tipologie di attività che interessano il cementificio Rossi possano risultare potenzialmente pericolose per il sistema ambientale, considerando la particolare localizzazione del sito, considerando sia la produzione di gas che di polveri. Il continuo monitoraggio delle attività quanto l'utilizzo di tecnologie utili all'abbattimento degli inquinanti saranno necessari
a garantire la compatibilità tra contesto e manufatto. Allora, per quanto so io, la Cementi Rossi ha fatto una cosa importante nel 2007. Ha utilizzato il filtro a maniche nel camino più importante al posto degli elettrofiltri. Un notevole vantaggio per quanto riguarda la capacità filtrante, ma altre cose a questo proposito non mi pare che ne abbia fatto, altrimenti, dico la verità, l'avrei saputo. Progetto di riesame della zonizzazione regionale del Veneto. La zonizzazione è relativa alla valutazione della qualità dell'aria con riferimento alla salute umana. Per ciascun inquinante sono state individuate 2 zone, a seconda che il valore di emissione comunale sia inferiore o superiore al 95 percentile, calcolato sulla serie dei dati comunali. Le zone sono state classificate in zona A, maggior carico emissivo, zona B, minor carico emissivo. 95 percentile non è esattamente un 95%, è un valore più statistico che matematico, ma esprime comunque una preponderanza di una cosa su un'altra. Allora, questa zonizzazione ci mostra in questa slide la situazione del benzopirene, come è distribuito nel Veneto. La provincia di Venezia, la provincia di Padova, la provincia di Treviso. Qui mi serve... no. La provincia di Treviso. Questa è la zona di Pederobba sovrapposta alla zona di Valdobbiadene. Il comune, l'area comunale di Pederobba. Allora fissate la zona spaziale perché adesso ne vedremo altre. Questa è relativa al cadmio. Pederobba è presente, eccola qua, tante altre parti, ovviamente la parte veneziana, ma della parte pedemontana mi pare di vedere indicato, almeno per quanto riguarda il cadmio, solo Pederobba. Per quanto riguarda il nickel, altrettanto. Quindi parliamo dei metalli pesanti che hanno un ruolo nell'inquinamento non da poco. Questo diceva la zonizzazione regionale. E l'ULSS? L'ULSS nel 2011, 6 dicembre 2011, a proposito dell'AIA, dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla ditta Cementi Rossi, sulla qualità dell'aria e dei suoli nel comune di Pederobba e le cause di morte nel territorio dell'azienda ULSS 8, diceva, leggo ancora l'ultimo periodo, il monitoraggio dello stato della qualità dell'aria nel comune di Pederobba da parte degli enti preposti, ARPAV, ha evidenziato un profilo che ripropone tipicamente tutti gli elementi di criticità comuni alle principali aree antropizzate del Veneto, escludendo quindi indirettamente la presenza di significative e peculiari emergenze ambientali per gli inquinanti monitorati. Quindi quando uno va a proporre agli enti superiori facciamo uno studio epidemiologico perché c'è qualcosa che non va, se ci basiamo su queste affermazioni c'è ben poca speranza di poter fare un passo avanti. Ma nello stesso studio viene riportato anche questo pezzo che con lo scanner mi è venuto maluccio, allora l'ho riportato così come è uscito dal mio strumento e dalla mia tastiera. Cosa dice? Per l'ex distretto di Valdobbiadene, comuni di Cornuda, Crocetta del Montello, Pederobba, Segusino, Valdobbiadene e Vidor,
le differenze di mortalità rispetto al Veneto, con valori di SMR maggiori dell'unità in modo statisticamente significativo, sono mortalità generale e malattie circolatorie nei maschi e le malattie genito-urinarie nelle femmine. SMR è un rapporto standardizzato di mortalità rispetto alla media della regione Veneto. Cosa posso concludere? Io, dopo aver seguito per tanti anni questo vai, vieni, interessati, ma non interessarti più, ma non c'è più la necessità, ma non serve a niente, ma sì che serve, come posso concludere? Allora, la lettura semplicemente qualitativa delle diverse rose dei venti che abbiamo visto insieme, delle mappe di ricaduta, delle indagini analitiche svolte dall'ARPA in 10 anni, mostra quale sia, la definisco, variabilità di tutti i parametri nel tempo. L'assenza di condizioni e risultati riproducibili complica qualsiasi azione di indagine ambientale, soprattutto tenendo conto che ogni campagna viene effettuata per tempi brevi e non per il tempo che sarebbe necessario. Anche per questi motivi il Dipartimento ARPA di Treviso, che pur ha fatto un lavoro analitico e tecnico encomiabile, ha fornito sempre conclusioni che non sono mai risultate definitive. Numerosi altri approcci al problema della qualità dell'aria di Pederoba indicano comunque quali e di che tipo siano le stime qualitative e quantitative sulle criticità di questo territorio. Le abbiamo viste insieme e non sono di poco conto. Ove le prove tecnico-scientifiche appaiano ancora controverse, e può essere, ma indicano un rischio passato e futuro, per me non è opportuno attendere il verificarsi di un danno conclamato. È oggi quindi più che mai necessario procedere all'avvio di uno studio epidemiologico retrospettivo, e quello studiato e proposto dal dottor Crosignani, che io ho avuto il piacere di invitare ad affiancare l'amministrazione di Pederoba a fare questo studio, e lui ha gentilmente accettato e gentilmente anche sta qua stasera, con una metodologia caso-controllo georeferenziata, è ovviamente di grande utilità. L'ultima sottolineatura, la letteratura scientifica più recente, e qui l'ho riportata, Epidemiological Preview, l'anno è il 2017, il mese di settembre, definisce i due approcci, quello detto caso-controllo georeferenziato e quello di coorte, quello generalmente utilizzato per gli altri studi, tipo quello fatto a Fumane, prima che il cementificio di Fumane chiudesse. Li definisce come entrambi validi ed equivalenti in termini di risultati, tra loro confrontabili comunque, non certo in termini di risorse assorbite e di tempi di studio, che sono tutti a favore dello studio del dottor Paolo Crosignani. Quindi nessuna dicotomia tra le due iniziative, però io dico opportuna. Anche benvenuta e corretta la scelta suggerita all'amministrazione di Pederoba dall'ULSS 2, quella di avviare un suo studio epidemiologico su Pederoba, avvalendosi dell'ausilio del professor Donato, docente di ruolo dell'Università di Brescia. Qui certamente ha a che fare con due pensionati, come è stato sottolineato da loro, e quindi l'affidabilità è quella che è, insomma. I cittadini di questo territorio, nel caso, attenderanno con fiducia sia i risultati del primo che del secondo studio, e l'amministrazione di Pederoba potrà finalmente vedere conclusi anni di impegno profondo e continuo suo, tanti cittadini di Pederoba e tanti cittadini di altri comuni. Vi ringrazio. Diamo subito la parola al professor Crosignani. Prima vi leggo due note biografiche, diciamo.
tratte dalla stessa determina del comune di Pederobba che ha conferito l'incarico al professore stesso, una determina dell'8 luglio scorso. Leggo letteralmente: il professor Cosignani è stato direttore dell'unità operativa complessa Registro Tumori ed Epidemiologia Ambientale presso l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano. Ha realizzato per conto dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro ISPELS un sistema informativo per la rilevazione di tumori di sospetta origine professionale basato sul registro di tumori italiani. Uno studio di tipo caso controllo di grandi dimensioni volto a realizzare quanto previsto dal decreto legislativo 626/94 a proposito della realizzazione di un registro tumori professionali. È laureato in fisica e in medicina e chirurgia, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione medica e la specializzazione in statistica medica e ha svolto l'attività didattica presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia e la seconda clinica chirurgica dell'Università degli Studi di Milano. Ha collaborato stabilmente con la cattedra di fisiologia umana dell'Università degli Studi di Brescia. Come docente a contratto ha tenuto l'insegnamento di epidemiologia dei tumori presso l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi di Brescia. Ha svolto seminari presso l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, l'Università degli Studi di Verona, l'Università di Milano e di Brescia. È membro della Società Italiana di Cancerologia, dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, della Società Nazionale Operatori della Prevenzione. È esperto della Comunità Economica Europea per la registrazione dei tumori in Europa e per la protezione e confidenzialità dei dati sanitari. Ok. A questo punto tentiamo di spostarla qua sopra e poi la passiamo di lì. Sì, vabbè. C'è un problema. Il tempo di allora. Aspetta un attimo solo. Questa lunga nota biografica era preceduta nell'atto del comune giustamente da un altro. Vediamo un attimo. Nel senso che io dovrei portare sulla pennetta questa rappresentazione qui, valutazione degli... questo qua. Copia e incolla sulla pennetta. Ecco, se mi fate voi il copia e incolla sulla pennetta, io intanto... Benissimo. Allora, il titolo di questa presentazione, quando arriva, è valutazione degli effetti sulla salute dovuti a sorgenti puntuali. Sorgenti puntuali sono tipo il cammino di un cementificio, il cammino di un inceneritore. Gli altri tipi di sorgenti che si possono studiare sono le cosiddette sorgenti lineari, cioè le strade a grosso traffico. Quando arriverà la cartina con la prima slide, che è il lavoro che ho fatto per il cementificio di Mazzano Rezzato, no? Osserveremo alcune cose. La prima cosa che osserviamo, quando ci riusciamo a osservarla ovviamente, è una banalità. Gli inquinanti non seguono i confini amministrativi. Scusate la banalità, però questa banalità viene sistematicamente ripresa dalle USL quando ci tirano fuori che tutti gli indicatori sullo stato di salute. Gli indicatori sullo stato di salute ci dicono qualcosa sulle priorità, su quello che volete voi, relative allo stato di salute della popolazione, ma non ci dicono sistematicamente nulla rispetto agli effetti di una sorgente puntuale. Assolutamente nulla. E questo perché? Perché si mescolano insieme popolazioni diverse, quelle esposte alle ricadute della sorgente e quelle non esposte. Se tu me le mescoli insieme e le confronti magari fra di loro, è ovvio che tu non veda rigorosamente niente. La seconda cosa che è interessante e importante eccolo qui che sta arrivando nel frattempo, è importante sottolineare, è un altro concetto che ha sfiorato anche Fornasier. È il concetto di tracciante. Mi dai quella dopo? E mi dai anche un pointer? Vabbè. Allora, il concetto di tracciante.
Noi parliamo di NO2, ma di NO2 emesso come posso dire, di NO2 emesso dall'impianto. L'NO2 emesso dall'impianto è fortemente diverso, vediamo se parte, presentazione, o sotto, eccolo là. Adesso cerchiamo di proiettarla questa. Scusa, quello dopo vi arriva, eccolo lì, perfetto. Adesso se mi dai un pointer ci vediamo. Allora queste qua è lo studio che ho fatto, è il primo studio fatto con questo genere di tecnica, diciamo così, per quanto riguarda gli effetti sulla salute del cementificio di Mazzano Rezzato. Vedete che i comuni sono questi, Rezzato è qua, Mazzano è qua, e ovviamente le ricadute dell'impianto, in questo caso qui c'è una grossa montagna per cui le ricadute vanno a finire abbastanza vicino, no? Vedete che non seguono assolutamente i confini amministrativi. L'altra cosa è che quello che noi chiamiamo qui come NO2 in realtà è la mappa delle ricadute, cioè gli ossidi di azoto che escono di qui, la mappa delle ricadute, non sono, quello che noi vediamo non sono gli effetti di quei livelli di ossidi di azoto, sono le ricadute del cementificio. Assieme agli ossidi di azoto chissà cosa esce dal camino. È questo il concetto base. Altrimenti si ricade in un altro genere di problema che abbiamo in questo momento, ed è che si tende a sostituire gli studi epidemiologici, cioè la misura sul campo, da quelle che sono le cosiddette operazioni di risk assessment. Funziona così. Cosa esce dal camino? Escono gli ossidi di azoto, esce anidride solfosa, esce. Quali sono le ricadute sulla popolazione? Presuntive? Allora, l'Istituto Mario Negri ha recentemente condotto una valutazione degli effetti sanitari con questa metodologia. Attenzione, una metodologia che è validata dal Ministero della Salute ed è validata dal Ministero dell'Ambiente, tant'è vero che dice che è un protocollo stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha detto che bisogna fare così. Poi vi spiegherò anche perché. Bene, se tu fai quei conti lì, viene fuori che il numero di ricoveri tra i bambini dell'inceneritore di Vilago è di eccesso di ricoveri di 2 ogni 1000 anni. Il nostro studio, come vedrete, che abbiamo fatto, fa vedere che ci sono 67 ricoveri in più in 8 anni. Un po' diversa la cosa. No? Chi ha voluto questo genere di impianto è un gruppo di personaggi che probabilmente si stanno anche ricollocando, ad esempio la dottoressa Loredana Musumeci. La dottoressa Loredana Musumeci dell'Istituto Superiore di Sanità è quella che ha pubblicamente criticato il mio lavoro sulla centrale a carbone di Vado Ligure, lavoro che poi è stata chiusa grazie al lavoro che ho fatto con la Procura della Repubblica. La dottoressa Musumeci è stata interrogata da me in Procura della Repubblica perché l'Istituto Superiore di Sanità aveva messo un parere che diceva che lo studio non andava bene perché il caso controllo può essere soggetto a bias, a problemi e a cose di questo genere. È assolutamente tutto falso. Lo studio di tipo caso controllo ha gli stessi problemi e le stesse potenzialità di altri tipi di studio molto più dispendiosi. Bene, la dottoressa in questione è stata, dopo 4 ore di interrogatorio, che peraltro è verbalizzato, quindi non ho problemi a parlarne, hanno ammesso che il loro parere era sbagliato, il parere è stato secretato. Quindi attenzione a queste nuove metodologie, perché io la dottoressa Loredana Musumeci me la sono ritrovata quando, andando assieme a quelli del comune di Tavernola, che c'ha un altro cementificio, no, me la sono ritrovata davanti con le sue valutazioni di questo genere. Valutazioni di questo genere, valutazioni presuntive, non hanno senso perché gli ossidi di azoto che escono di qui sono assolutamente diversi dagli ossidi di azoto che escono ad esempio dal fornello del gas di casa vostra. Il posto probabilmente più inquinato da ossidi di azoto è la cucina di casa vostra quando accendete il gas.
non sono ossidi di azoto. Qui parliamo di ossidi di azoto, ma non sono gli effetti dell'ossido di azoto. Questo è il concetto di tracciante. Quindi il primo concetto importante è quello che gli inquinanti non seguono i confini amministrativi. Il secondo concetto importante è quello che quando noi prepariamo queste mappe, oppure come ha fatto Servizi e Territorio, prepara la mappa di ricaduta del cementificio, sì, ve le esprime in termini di ossidi di azoto, ma in realtà è dove vanno a finire le ricadute dell'impianto. Cosa si fa a questo punto? A questo punto uno studio di tipo epidemiologico cerca di rispondere a questa domanda. Aspetta un attimo, ci sono più ammalati qui o più ammalati qui, dove ci sono meno ricadute, o più ammalati qui, dove di ricadute non ce ne sono? Cosa si fa? Beh, innanzitutto si comincia a contare tutti i malati dell'area. Poi si pongono sulla carta, vedete quei pallini rossi, questi pallini rossi sono gli ammalati, si mettono lì e si vede questo qui a quali livelli di ricadute dell'impianto siano stati sottoposti, ok? Sì, vabbè, ma e poi cosa di confronto? Se qui ci fossero molte persone, oppure se qua ci fossero molte persone, allora a questo punto bisogna fare gli ammalati, il numero di eventi, i ricoveri ad esempio, diviso la popolazione. È una proporzione normale che si fa in epidemiologia, si chiama incidenza ed è uno standard prendere il numero di ammalati diviso la popolazione. Questo coso qui si chiama incidenza. Poi si tiene conto dell'età, si tiene conto del sesso, si tiene conto... Beh, basta. Per sapere la popolazione che sta qui è un po' un pasticcio, perché sapere la popolazione che sta qua, io non posso usare i dati del censimento, perché quelli me li danno per confini geografici, giusto? Allora cosa faccio? O mi metto a mappare tutti i 30-50.000 persone di tutta questa base dello studio, oppure prendo un campione della popolazione. Vado sull'anagrafe e campiono, prendo uno ogni tot e mi chiedo quanti ce n'è qua nella zona ad alta ricaduta rispetto a quanti ce n'è qua di popolazione rispetto a una zona a bassa ricaduta, quanti ce n'è. Estrarre un campione significa fare uno studio caso-controllo, in cui i casi sono tutti gli eventi che sono verificati e i controlli altro non sono che la rappresentazione della popolazione che ha generato quei casi lì. Non riesco a collocare, posso anche farlo, ma è un lavoro dell'accidente. No? Allora prendo un campione e mi chiedo quanti sono le persone che abitano qua rispetto a quelle che abitano in questa zona di ricaduta rispetto a quelle zone, a quella zona là. Mi dai la prossima? Quali eventi devo tenere in conto? I tumori, la mortalità sì forse, ma cominciamo dagli indicatori più sensibili, i ricoveri respiratori e ricoveri di tipo cardiaco. Ricoveri di tipo cardiaco per fortuna per i bambini non ce n'è e quindi andiamo a misurare i ricoveri. I ricoveri. Una delle cose che sono state rimproverate in quel documento dell'USL è che io considero i ricoveri invece dei ricoverati. Ora, sappiate bene che l'incidenza i nuovi casi di bronchite cronica non li sa nessuno e non ce ne frega niente di sapere quanta gente piano piano si prende la bronchite cronica. Quello che ci importa è quanti dei bronchitici cronici si ricoverano grazie grazie alle emissioni dell'impianto. E quindi quello che importa, a me non interessa, nessuno sa mai perché, che cosa generi l'asma nei bambini, ma tutti sanno che in certe condizioni di esposizione ci sono esacerbazioni degli attacchi d'asma e quindi conviene a cadere un'altra delle obiezioni che noi abbiamo ricevuto. Guarda, voi avete guardato i ricoveri, non i ricoverati. No, ma il dato sui
sulle persone nuove che si ammalano è del tutto non interpretabile, ma è semplicemente, è molto più facile interpretare il fatto che una persona si ricovera 2, 3, 5 volte se sta in una zona a più alta ricaduta e magari un'altra si ricovera una volta sola. E questo è quello che abbiamo fatto. Il concetto di traccianti e delle mappe di ricaduta abbiamo già, ne abbiamo già parlato, e quindi adesso andiamo avanti. E questo qui è lo studio caso controllo, è chiaro. Spesso viene contrapposto allo studio di corte. Lo studio di corte è veramente una cosa difficile da maneggiare, perché vuol dire prendere tutte le anagrafi storiche, andare a costituire tutte le persone che erano lì, poi andarle a osservare nel tempo. Questo può servire probabilmente per i tumori, ma abbiate pazienza, a me di vedere che uno era residente nel 1985, poi magari si è mosso e non lo vedo più, a me quel che interessa è confrontare i ricoveri di oggi con le emissioni di oggi. Poi posso eventualmente pormi altre domande sui tumori, sulla mortalità, su quant'altro, ma partiamo dagli effetti a breve termine, che sono una delle cose più importanti. Mi dai la prossima? Andiamo avanti. Tanto l'hai già detto tu e l'ha detto anche Rothman, che il caso controllo e la corte sono uguali, tranne che il caso controllo è molto più semplice. Avete capito, no? Come si fa? È la cosa più semplice del mondo. Prendi tutti gli eventi che comunque considereresti anche se hai messo su una corte, e poi per avere le stime della popolazione a rischio, siccome non puoi usare i confini geografici, a questo punto fai un campione e ti chiedi il campione dove abitava. Perché considero i ricoveri come indicatore importante? Perché i ricoveri sono il riflesso di un peggioramento generale dello stato di salute, perché chi è che si ricovera? Si ricovera normalmente chi sta male, però che cosa succede anche all'altro pezzo della popolazione? Il ricovero è un fenomeno visibile, ma all'altro pezzo della popolazione succede che peggiora il proprio stato di salute. Quindi cosa leggo dai ricoveri? Questa è una cosa che si vede benissimo negli studi a breve termine sull'inquinamento atmosferico, cosiddette serie temporali, no? Che da un lato esiste un aumento di ricoveri delle persone che stanno già male, ma dall'altro che vivere in certe zone o essere esposti in certi giorni all'inquinamento dell'aria produce un danno alla salute importante. Dammi la prossima. No, questo invece è lo studio che abbiamo fatto, forse è questo che ha determinato il fatto che io non fossi più molto gradito. Questo è l'effetto che abbiamo fatto sulle sostanze perfluoroalchiliche, sugli effetti sulla mortalità dovuti all'inquinamento della miteni, tanto per non fare nomi. Questo qui è stato facile da fare, perché qui i confini amministrativi, cioè i singoli comuni, corrispondevano con l'esposizione, cioè col bere acqua inquinata da sostanze perfluoroalchiliche o meno. Questo è stato pubblicato su questa European Journal of, non mi ricordo più cosa. Il mio è l'ultimo nome, che è quello che ha un po' montato, diciamo, tutto il sistema. Un'altra delle caratteristiche importanti di questo genere di studi è che vedete qua, noi abbiamo selezionato a priori un insieme di patologie che pensavamo fossero da mettere in relazione le sostanze perfluoroalchiliche, e siamo andati a vedere se ci fosse una mortalità aumentata o meno. Questa scelta a priori, se mi dai la prossima, ancora un'altra, ecco. Questa scelta a priori è fondamentale, sempre da un punto di vista metodologico, tanto per dire come lavorano i vecchietti, insomma, no? Perché se io non scelgo a priori le patologie, non guardo la letteratura, non mi chiedo quella roba lì, quegli impianti lì, quelle emissioni lì, che effetti provocano sulla salute, e le considero tutte insieme, il grande studio epidemiologico considera, è chiaro che ne troverò certe in deficit e alcune altre le troverò in aumento. Questo per forza, per la semplice variabilità statistica. Quello che è importante in questo genere di studi è sceglierle prima, le patologie. Se io le scelgo prima e poi le ritrovo, vuol dire è un momento di plausibilità in più dello studio rispetto invece a guardare tutte le mortalità, tutti i tumori, o
qui abbiamo un aumento dei tumori del colon, qualcuno sa interpretare, no, e allora va tutto bene. Se invece andiamo e troviamo tutto quello che noi ci aspettavamo, a questo punto probabilmente lo studio ha una certa validità e una certa solidità. Se mi dai la prossima, questa qui è di nuovo la mappa di prima, e andiamo avanti, e questi sono, guardiamoli qua, no? Sono i cosiddetti rischi relativi, cioè le probabilità in più di quelli che stanno in zone a maggiore esposizione. Abbiamo un 29% in più di ricoveri negli adulti per chi abbia un'esposizione media e un 16% in più per chi abbia un'esposizione più elevata. Non abbiamo un dose risposta particolare. Dammi il prossimo. Questi sono i bambini, invece qui abbiamo sui bambini che sappiamo essere più sensibili, anche perché hanno i polmoni in crescita, anche perché sono organismi che hanno una ventilazione sicuramente molto più elevata. Vedete, qui abbiamo un 67% in più di bambini ricoverati per cause respiratorie nella categoria a media esposizione e addirittura un 90% in più di bambini, diciamo, per la classe di esposizione più elevata. Come è andata a finire sta storia? È andata a finire bene, nel senso che lì i comuni a questo punto hanno fatto vedere i risultati dello studio epidemiologico e Italcementi ha da un lato provveduto a qualche ambientalizzazione degli impianti, ma soprattutto ha preferito non arrivare al raddoppio della capacità produttiva del cementificio. Questa è una storia, diciamo, finita abbastanza bene. Andiamo avanti. Un'altra storia che è finita abbastanza bene è quella della centrale termoelettrica di Vado Ligure. Anche qui abbiamo una mappa, come vedete, delle emissioni da parte dell'impianto, che è tutto fuorché qualcosa che corrisponde ai confini geografici. Qui è Vado Ligure, questa è Savona. Vedete che metà di Savona grosso modo è esposta ad alti livelli di emissioni da parte della centrale a carbone e metà non lo è. Quindi se io considero tutto lo stato di salute di tutta la popolazione di Savona non vedrò rigorosamente niente. Andiamo avanti. Questa è una mappa invece fatta con il bioaccumulo lichenico, che è abbastanza simile a quella di prima. Andiamo avanti. No? E praticamente cosa vediamo noi? Vediamo che anche qui, no, abbiamo ricoveri per asma. Vediamo un attimino, eccoli qua, sono un 72% nella parte a media esposizione, un 62% nella parte ad alta esposizione, un 71% in più, diciamo, usando un altro indicatore di esposizione che sono i metalli, cioè il bioaccumulo lichenico, e addirittura un 104% in più nella parte ad alta esposizione. Ma soprattutto una cosa che abbiamo a questo punto visto, sempre con il nostro povero caso controllo, tutto questo è fatto con la metodologia caso controllo, è stata, se mi dai la prossima, no? Ancora un'altra, torna indietro. Ecco, è stata praticamente un aumento dei decessi, un 5% in più di decessi nella parte a media esposizione e un 11% in più di decessi nella parte ad alta esposizione. Cosa che ha fatto, diciamo, determinare la chiusura dell'impianto e alcune cose, altre buone, altre meno buone. Tra le cose buone è stata la chiusura dell'impianto e l'abbandono del carbone come combustibile, almeno lì. Tra le cose meno buone è stato che è andato via il procuratore capo che aveva spinto per questo genere di analisi. Chi è succeduto ha derubricato tutte le accuse togliendo l'intenzionalità, no? Del resto, se vediamo, per cui tutti i reati di tipo doloso sono stati derubricati in reati di tipo colposo. Tutte quelle cose che erano successe a Roma e che sono state tranquillamente, che fanno parte dei verbali di questa cosa, di questo procedimento. Tutto quello che era, ma qui dobbiamo fare una porcata, tutte le intercettazioni che c'erano, anche quelle sono state passate alla Procura di Roma e quindi è stato tutto archiviato. Comunque, vabbè, abbiamo conosciuto almeno certi personaggi. Comunque vedete che qui c'era un eccesso di mortalità che nessuno ha potuto smentire, Hanno tentato di far fare delle critiche addirittura al lavoro sporco, non l'hanno fatto,
direttamente, hanno chiesto alle istituzioni di farlo, hanno chiesto all'Istituto Superiore di Sanità, no? Ed è venuta fuori quella storia che vi ho già raccontato, no? Per cui hanno detto che lo studio caso controllo non andava bene, perché ci potevano essere i bias, i confonditori e quant'altro, no? Invece, per fortuna, la cosa ha resistito, adesso vedremo quanto resisterà in udienza. Andiamo avanti. Questo invece è quello che è successo con l'ASL, poi è l'ultima storia che vi racconto. Anche qui, analisi epidemiologica dei possibili effetti sulla salute presso l'inceneritore di Filago. Avanti. Anche qui abbiamo preso il territorio, abbiamo preso un territorio anche abbastanza vasto, in modo tale da avere un numero sufficiente di non esposti. Perché uno dei problemi di queste analisi epidemiologiche non è tanto anche avere gli esposti, ma poi prendere una zona di riferimento contigua con cui confrontarsi. La zona deve essere assolutamente contigua. A questo punto abbiamo fatto fare da Servizi e Territorio, la stessa ditta che ha preparato questa mappa di ricaduta. No? Tra l'altro la cosa più divertente è che l'inceneritore è qua, dove c'ho il puntino adesso, quindi fuori dall'area di ricaduta. Il comune di Filago, che è questo qui, si prende tutte le compensazioni ambientali da parte di quelli di Ecolombardia, e poi tutte le ricadute finiscono sul comune di Madone, che è stato quello che viceversa ha promosso l'indagine epidemiologica. No? Andiamo avanti. A questo punto questi sono i risultati della prima indagine epidemiologica, un aumento del 156% dei ricoveri tra i bambini del gruppo di alta esposizione e del 18% in quelli a media esposizione, rispetto non alla nulla esposizione, rispetto all'area che è stata scelta come base dello studio. Puoi tornare un attimo indietro? Ok. I confonditori. Ma uno studio caso controllo non lo puoi fare senza tenere conto dei confonditori, cioè degli altri determinanti dei ricoveri che potrebbero essere... Quali altri determinanti? Ma i bambini che stanno qua sono diversi dai bambini che stanno qua, non lo so. I bambini che stanno qui, questa è una strada a grosso traffico, vedete che passa sia in zone esposte sia in zone non esposte. Allora, le strade a grosso traffico non può essere invocata come un determinante diciamo, di quello che ho visto, il confonditore famoso, no? Perché ci sono tante persone esposte qua, quante persone esposte qui. No, per cui la strada a grosso traffico non può essere determinante di un effetto che è fatto misurando e guardando quelle che sono le impronte digitali proprio delle emissioni dell'inceneritore. Quindi anche da questo punto di vista lo studio caso controllo regge bene. No? Ciò nonostante andiamo avanti ancora. Le conclusioni, questa è l'ASL che scrive. È opportuno peraltro rimarcare come i risultati ottenuti da questa analisi epidemiologica, qualcuno mi spiegherà cosa voglia dire di tipo osservazionale non analitico, non siano in prima istanza da attribuire in modo esclusivo alla presenza dell'inceneritore. Scusate, abbiamo appena fatto le impronte digitali dove finiva l'impianto, abbiamo escluso altri fattori perché non sono associati a quello. No, come si fa a scrivere una frase del genere? Ma rappresentano una valutazione complessiva dei possibili effetti sulla salute dovuti ai livelli di inquinamento complessivamente riscontrabili nella zona. Come fosse cosa c'entri i livelli di inquinamento della zona con la mappa delle ricadute dell'inceneritore rimane oscuro. L'ASL da qui non si è schiodata. Abbiamo dato un paio di lettere, abbiamo detto scusate ma... Allora a questo punto abbiamo portato tutto in Procura della Repubblica. Dammi la prossima. La Procura, io in modo onesto ho detto guardate che già che ci siamo potremmo anche cercare, come avete fatto anche voi con quella piccola azienda, no, di tenere conto anche delle altre sorgenti. Da Servizi e Territorio ci siamo fatti fare la mappa anche delle ricadute delle altre sorgenti, andiamo avanti, no? E per farla brevissima andiamo avanti ancora. Ecco qua. E per farla brevissima, tenendo conto anche delle altre sorgenti, alla fine vediamo, no, che ci sono praticamente 65 più 21, cioè 86 ricoveri in più in 8 anni,
Quindi una stima, se volete, ancora più forte, perché l'indagine che ha fatto fare la Procura ha preso un'area più vasta, ha fatto delle mappature più precise di quelle che aveva fatto l'ASL. Io avevo detto di usare dei sistemi di georeferenziazione, poi vengo a sapere che avevano usato Google Maps. Ma comunque, vabbè, qualcosa avevamo visto. Qui, facendola bene, è una caratteristica di quello che si fa in epidemiologia. Se lavori meglio, ottieni dei risultati, guarda caso, più forti. E in epidemiologia quello che ottieni è sempre la punta dell'iceberg. Non ottieni mai una stima precisa del danno, perché, ad esempio, le mappe di ricaduta possono essere imprecise, la gente non è che stia 24 ore al giorno nello stesso posto e quindi mescoli un pochino l'esposizione. Se vedi qualcosa significa che l'effetto è sicuramente sottostimato. A questo punto però la cosa poi è stata archiviata con motivazioni, diciamo, abbastanza discutibili. Andiamo avanti, no? Però cosa ha detto l'ASL a questo punto? Per quanto concerne l'influenza di altri fattori ambientali, no? Non avendo in prima istanza pattern distributivi, cioè non coincidendo con le mappe di ricaduta, no? Sovrapponibile a quello delle ricadute modellizzate del soggetto già, si può ragionevolmente ipotizzare che questi ulteriori fattori di pressione, tipo strade a grosso traffico, rivestano al più un ruolo concausale del fenomeno, ne contraddicono le evidenze emerse da questo approfondimento e dal primo studio. Mi dai la prossima? E l'AS di Bergamo conclude dicendo le possibili fonti di confondimento possono rivestire un ruolo importante, sarebbe utile AS di Bergamo a tali approfondimenti. In conclusione, i risultati di questa analisi evidenziano l'esistenza di un'associazione tra le aree di residenza e il territorio studiato e le emissioni dell'inceneritore di A2A. Questo è stato per me sufficiente. Dovremmo spiegare poi alla popolazione nel mese di dicembre perché nonostante questo genere di conclusioni poi alla fine A2A sia stata autorizzata ad aumentare la potenza e ad aumentare la quantità di rifiuti che tratta, è un inceneritore di rifiuti speciali, perché e anche qui si è utilizzato un procedimento per me sbagliato, ma che stanno cercando di introdurre, ed era la prima cosa che vi dicevo, però ha messo un Denox, ha messo un dispositivo che abbassava gli ossidi di azoto. Ma mi chiedo, e gli altri inquinanti? E su questo interrogativo vi lascio. Siamo al momento delle domande. Anticipo che dovranno essere piuttosto puntuali in maniera da dare modo ai nostri relatori di rispondere esaustivamente in tempi brevi, perché il professor Cosignani ha un treno che lo riporterà a Milano questa notte. No, dormo a casa. Mi ha mandato una notizia sbagliata. Domani mattina. Grazie. Letteratura internazionale, che cosa abbiamo? Quale mi sta dicendo? Ma è il classico tipo di studio caso controllo per andare un po' nel tecnico, con campionamento concorrente. Cioè, al momento in cui tu hai un caso che si ricovera, tu in quel momento ti chiedi, utilizzando le anagrafi, utilizzando quanti siano e come siano distribuite in termini di esposizione le persone che hanno generato quei casi, no? Per cui si viene è praticamente una simulazione, se volete, di osservare la popolazione che va avanti nel tempo. Gli eventi, la definizione di tempo è la definizione di evento, cioè non esiste il tempo senza gli eventi, e gli eventi accadono nel tempo. Non si può dire ma lì ci sono più malati, là ce ne... No. Vediamo quante nuove diagnosi di tumore, quanti nuovi ricoveri e li rapportiamo alla popolazione tempo che li genera. E questo si chiama studio di tipo caso controllo, è identico allo studio di coorte ed è utilizzato praticamente sempre. Assolutamente sì. Diciamo studi di questo genere
italiani, oltre al mio, c'è stato uno studio di coorte, ma con dentro un caso controllo che è stato fatto per quanto riguarda gli effetti sulla salute dell'Ilva di Taranto, da parte di Forastiere e degli altri. Scusi, senatrice, aveva chiesto se esistono in letteratura studi caso controllo, forse non l'ha citato il suo, Environment International, che è stato pubblicato nel 2005 e che è esattamente uno studio caso controllo, coautore anche lui, ma questa è... Poi c'è un confronto fra l'approccio di coorte e caso controllo, quello che ho citato prima semplicemente come riassunto bibliografico, nella valutazione degli impatti sanitari in una popolazione esposta alle emissioni di un inceneritore. Questo è fatto sempre in collaborazione dal dottor Antonio Giampiero Russo, che è diciamo, uno dei epidemiologi che si dedicano a questo tipo di studi. Questo è l'inceneritore di Busto Arsizio che adesso viene chiuso da anni. Professor Crusignani, una cosa che è mancata magari in questo passaggio, se noi potessimo riprendere, che è quello che in realtà ci auguriamo e auspichiamo, l'avvio del progetto Studio Caso Controllo, così come lei l'aveva proposto per il comune di Pederobba. Noi della Consulta Ambiente abbiamo avuto modo di prendere visione del progetto, cosa che non è nota invece agli altri cittadini. Potrebbe magari velocemente così dirci in che tempi potrebbe essere realizzato e anche un'indicazione su quali erano appunto anche le patologie che erano state poi identificate e i tempi di realizzazione, ben volentieri. Oltre ai costi che in realtà in parte noi già conosciamo. Grazie. Allora, premesso che lo studio per il caso controllo per il cementificio di Pederobba ovviamente è esitato in un protocollo che io ho prodotto e che è in mano al comune. No, perché senza protocollo non lavori. Utilizza come modello il modello di andare a cercare le patologie respiratorie nei bambini e cardiache respiratorie negli adulti come indicatore più sensibile di quanto si possa osservare. Eventualmente tumori, mortalità, eccetera, li vedremo in un secondo tempo. Uno studio di questo genere, diciamo, siamo nel 2017, vuol dire che l'ASL dovrebbe avere tutti i ricoveri in una database consultabilissimo, semplicissimo da maneggiare, dal 2000 al 2016. La base dello studio sarebbe ovviamente costituita non solo da Pederobba, ma tutto l'insieme dei comuni intorno, compreso una serie anche di comuni dove le ricadute non arrivano, perché abbiamo bisogno di confrontarci con una parte, diciamo, di non esposti. Una stima ragionevole, pensando di metterci, non so, un mese a tirar fuori i casi dei controlli, 4 mesi a georeferenziare, perché i sistemi di georeferenziazione, cioè diciamo i sistemi di georeferenziazione ti sparano fuori precisamente l'80% dei soggetti. Un altro 10% li metti a posto, un altro 10% li devi fare a mano. No? Per cui praticamente un 4 mesi e poi alla fine un paio di mesi per l'analisi, quindi tutto sommato un 5-6 mesi. No? Prende uno studio del genere. È assolutamente ovvio, come è scritto nel protocollo, tra l'altro, che tutta la parte relativa all'utilizzo dei dati nominativi non può che avvenire e avviene presso l'ASL. Cioè, la mia idea era, vado all'ASL, mi tiro fuori dalle schede di dimissione ospedaliera tutti i casi, faccio il campionamento dei controlli in anagrafe assistiti, preparo una pennetta su cui metto tutti gli indirizzi da georeferenziare, sia dei malati sia dei sani, per cui non esce lo stato di malattia dall'ASL. Prendo questi dati da georeferenziare e li porto a una ditta specializzata. Questo mi dà la georeferenziazione e non solo, ma mi dice ciascun punto, ciascun soggetto, praticamente a quale delle aree prodotte dalle mappe che ci ha fatto vedere Fornasier appartenga. Quindi
a ciascun soggetto, sia ammalato sia sano, viene agganciato un indicatore che dice quali sono i livelli di esposizione alla ricaduta del cementificio che questo ha avuto. Poi si riporta tutto dentro l'ASL, si mette insieme con lo stato di malattia, cioè si va a guardare quanti sono i sani e quali sono i sani e quali sono i malati, e poi si va a vedere se tra i malati ci sono più esposti, persone che hanno ci sono più persone che abitano tra i malati nelle aree a maggior ricaduta rispetto ai sani. Analisi assolutamente banale. Poi si tiene conto del sesso, dell'età. Le patologie vengono considerate tutte, le respiratorie e le cardiache, le respiratorie da una parte e le cardiache dall'altra, vengono considerate tutte insieme, perché spesso e volentieri i codici di malattia sono abbastanza intercambiabili l'un l'altro. Non solo, ma è abbastanza difficile pensare che una cosa magari produca un attacco d'asma in un bambino e poi magari il ricovero successivo te lo classifica in un modo, ma è sempre lo stesso bambino che è stato male. Quindi a quel punto è questa, oltre che raggiungere una certa potenza di tipo statistico, cioè un certo numero di soggetti, e questo è il motivo razionale per cui raggruppiamo le patologie. No? E il motivo invece per cui guardiamo i ricoveri e non i ricoverati è perché un ricovero, a mio giudizio, esprime molto meglio un peggioramento dello stato di salute che non sapere quante volte una persona sia stata ricoverata. Scusate, ma aggiungo una noticina. Il lavoro che vi ho prima ricordato, che è stato pubblicato nel 2012, di cui Paolo Crosignani è coautore, si è basato sui dati messi a disposizione dall'unità sanitaria locale di Brescia, che evidentemente non aveva niente da eccepire per un lavoro del genere fatto dal professor Crosignani. Allora sembrava davvero che ci fosse un giusto debito da parte dell'ASL nei confronti dei comuni. Non è che sono andato lì io avendo un mandato preciso dai comuni di Mazzano e Rezzato che volevano sapere qualcosa non in generale della loro salute, perché il professor Donato aveva fatto un bel lavoro, no, di valutazione dello stato di salute della zona, che ovviamente era abbastanza compromesso, ma ovviamente non era molto diverso da tante altre zone della Lombardia. Questi erano i risultati. Allora, però, in quel momento lì sembrava doveroso fare queste cose, ovviamente con tutte le salvaguardie del caso. In quel caso lì addirittura i dati furono consegnati all'Istituto dei Tumori, di cui ero responsabile di un'unità operativa, senza addirittura nessuna clausola di riservatezza, perché in fondo si trattava di un passaggio all'ente pubblico. Con il percorso che vi ho detto praticamente non c'è neanche un problema di riservatezza dei dati, perché i dati sensibili rimangono sempre all'interno dell'USL. Io vorrei chiedere ai nostri relatori questo. Io mi sono posto una domanda: come mai il Comune e l'USL, dopo essersi spinti così avanti nel condividere un metodo, nel sottoscrivere degli impegni anche finanziari, nel far venire la gente, confrontarsi eccetera, poi abbia fatto retromarcia? A me viene fatto di pensare che ci siano, io non ho elementi concreti per dire è stato questo, ma mi viene fatto di pensare male. Pressioni politiche, aspetti economici, eccetera. Perché delegittimare un professionista che ha lavorato seriamente per più di un decennio, quasi gratuitamente si può dire, e con professionalità, visto che sono stato anch'io membro della Commissione Ambiente gli anni scorsi e posso dire che il professor Fornaciari è stato obiettivo, è venuto con, come posso dire, portando la sua competenza scientifica. E basta, ecco, e non aveva obiettivi di altro tipo se non quelli di dare delle indicazioni utili al raggiungimento di uno stato ambientale un po' migliore di quello che c'era. Ecco, mi domando, disconoscere questo, disconoscere gli impegni sottoscritti, ecco, in maniera anche abbastanza plateale, io ho letto anche le lettere, eccetera, anche diciamo così di basso livello e anche di scarso comprese di posizioni pubbliche, come posso dire, con cadute di stile quantomeno, ecco, uso un eufemismo. Ecco, mi sto chiedendo
cosa possa essere successo per essere arrivati a tanto. Ecco, e allora io penso male, faccio peccato, ma lo faccio volentieri. Grazie. Non so cosa ne pensiate voi. Buonasera, mi scusi. No, volevo chiedere, mi è sfuggito forse, le mappe che ha fatto vedere il professor Fornasier, quelle vostre delle ricadute, sono a disposizione del comune di Pederobba? Sì. E sono stati informati i comuni limitrofi, ad esempio quello di Cornuda o quello di Maserro o Alano di Piave, sono stati informati gli altri comuni delle ricadute così vaste? Posso dirle quello che penso, perché io contatti con il sindaco non ne ho più dall'ultima riunione fatta in sala consiliare. Non credo siano state passate quelle mappe, se non per via indiretta a qualche comune, ma non dall'amministrazione. Le mappe chiaramente sono state ricevute, protocollate, messe a disposizione, sono esposte anche nella bacheca lì, questo vuol dire che sono del tutto consultabili da tutti, ma ufficialmente dubito, mi lasci sta facoltà, che siano state inviate a tutte le amministrazioni che si erano dichiarate disponibili a partecipare a questo studio. Io penso che abbiate capito come mai a un certo punto dell'indagine che ero stato incaricato di effettuare la scelta sia poi caduta sul dottor Paolo Crosignani. Ma questo non vuol dire che sia stata una cosa semplice, perché il mio rigore scientifico nell'affrontare tutte le problematiche mi imponeva di sondare tutte le situazioni reali oggi presenti in Italia. C'era la possibilità di contattare l'Università di Padova, dove c'è un epidemiologo che ha fatto alcuni anni alla IARC, c'era la possibilità di contattare l'Università di Verona, dove un collega suo di Crosignani aveva appena terminato lo studio epidemiologico su Fumane, c'era la possibilità di altre persone, ma l'unica che dava la garanzia di affrontare in un certo modo, in un certo tempo, con un criterio che è riconosciuto comunque da tutti, tranne che da LUIS 2, era lui. Ecco. Queste sono state le motivazioni. C'è una domanda lì? No, brevemente, vorrei sapere, magari lei l'ha detto, se può un attimino riassumere la differenza di metodo tra il suo sistema e quello del suo collega a cui l'USL 2 vuole dare l'incarico. Allora, premesso che io non so, perché non è stato ancora esplicitato in un protocollo che cosa vorrà fare Francesco Donato, quello non lo so. Posso dire che in una situazione analoga, per quanto riguarda l'inceneritore di Valmadrera, è stato incaricato un bravo epidemiologo torinese di condurre uno studio cosiddetto di coorte. Lo studio di coorte consiste nel prendere la popolazione storica, praticamente, non so, partiamo dal 1990
e poi seguire, di fare un tentativo di fotografare tutti quelli che sono là, e poi di seguire questa popolazione nel corso degli anni. Questo è un approccio che può servire per mettere in evidenza certi effetti di tipo, soprattutto di tipo neoplastico, cioè di lunga durata. Però ha degli svantaggi importanti. Ha degli svantaggi che devi montare la coorte, ha degli svantaggi che devi seguirla. Ha lo svantaggio anche che se uno ti esce dalla coorte perché emigra da un'altra parte, questa persona o lo perdi o sì, fa parte della coorte, ma non è più esposto ai livelli di esposizione che tu sapevi. Io continuo a ritenere che l'unico modo per conoscere gli effetti sulla salute di una sorgente puntuale in generale sia quello di tipo o caso controllo o comunque caso diviso la popolazione, i controlli non sono altro che un campione della popolazione, in questo momento, perché io mi ricovero in questo momento, perché quel bambino lì va in ospedale in quel momento lì. Ha poco senso per me, per studiare gli effetti acuti, andare a montare una coorte. Nel caso di Valmadrera montare la coorte può avere un significato molto malizioso, che siccome devono montare il teleriscaldamento e hanno bisogno almeno di un paio d'anni per fare le delibere, siccome lo studio di coorte prima di 3-4 anni non viene fuori, riescono a montare quell'impianto. Questo non lo dico io, lo dicono anche i comitati, no? Ma purtroppo leggi sui manuali di epidemiologia che il caso controllo è uno studio che è soggetto a vizi ed è soggetto a problemi, mentre lo studio di coorte non lo sarebbe. In realtà non è vero, perché lo studio di casi di tipo caso controllo, cioè prendere tutti i casi e prendere un campione rappresentativo della popolazione che ha generato i casi, se lo fai bene, cioè se i casi sono tutti e controllati e il campione è fatto bene, è assolutamente buono come studio, non è soggetto ad errori o altre cose. Certo che se tu ti perdi metà dei casi, poniamo perché si vanno a ricoverare altrove, oppure campioni una popolazione con delle anagrafi vecchie o cose del genere, puoi trovare dei risultati brutti, ma li avresti comunque. Anzi, uno dei grossi problemi quando uno si fa uno studio di coorte è che o ne monti due di coorti, una coorte di esposti e una coorte di non esposti, ma se fai una sola coorte, ad esempio gli operai di una fabbrica, poi non sai con cosa cavolo confrontarli. Ad esempio Porto Marghera, che hanno fatto lo studio di coorte, i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, è venuto fuori che c'era una protezione sui tumori dei lavoratori di Porto Marghera del 20%, quelli avevano meno 20% di tumori, meno 20% di malattie cardiovascolari. Poi andando a guardare dentro la coorte, confrontando lavoratori con lavoratori, è venuto fuori che c'erano degli eccessi importanti di tumore del fegato e di malattie cardiovascolari. Ma facendo questo genere, quindi anche lo studio cosiddetto di coorte, poi ha il problema di con cosa la confronti. Lo studio di caso controllo, il confronto è immediato, confronti gli esposti con non esposti con persone ricoverate oggi. Lo studio di coorte hai bisogno di un impianto e l'unico problema, l'unica cosa diciamo che lo studio di coorte è che è più intuitivo. Tu dici mi seguo queste persone nel tempo e vedo che cosa gli succede, ma con cosa li confronto, con quali strumenti riesco a seguirle, è tutto un altro affare. Il caso controllo, mi prendo tutti i casi, sei sicuro di averli presi tutti? Sì. Perché io ho preso tutte le schede di dimissione ospedaliera, per cui le schede di dimissione ospedaliera che riceve l'ASL sono quelle delle persone comunque ricoverate in tutta Italia. E allora a questo punto, perché ho guardato io, sono andato le cartelle cliniche, i codici di diagnosi che non mi piacevano, sono andato a guardarmeli tutti. Quello che sto facendo ad esempio adesso per la Procura della Repubblica di Savona sull'italiana Cox, sto studiando i tumori della vescica. E ci sono delle cose in cui devo guardarmi tutte le cartelle, perché ci sono dei tumori della vescica a cui ci credo e dei tumori a cui non ci credo. Passatemela così, insomma, ci sono delle incoerenze nel record della scheda di dimissione ospedaliera che pretendono che io guardi la cartella. Saranno 450 cartelle da vedere.
Allora, se tu fai lo studio di caso controllo in questo modo, con questa tignosità, con questa aderenza al protocollo, alla fine fai un buono studio del tutto equivalente, del tutto buono, come uno studio di corte, mentre certe volte lo studio di corte, alla fine la corte ti scompare, sono andati via, sono emigrati, non sai dove sono finiti, e allora a questo punto non sei messo molto bene nell'interpretazione dei risultati. Bene, siamo in chiusura. Allora, noi usciamo di qui come? Dunque, noi usciamo di qui sapendo qualcosa sullo studio tipo caso controllo, spero. Usciamo di qui sapendo che indicatori basati sui confini geografici sono utili, ma non lo sono affatto per determinare quelli che sono gli effetti di una specifica sorgente. No. Usciamo di qui sapendo, ed è una cosa importante, la cosa più importante che ho cercato di passarvi, che le valutazioni di risk assessment attualmente proposte dagli organi di legge sono del tutto inadeguate a descrivere i veri danni di un impianto sulla popolazione. Non caschiamoci. Scusatemi, ma il non caschiamoci sta a dire continuiamo a impegnarci, vuol dire impegniamoci tutti, i comitati, le associazioni stanno facendo molto, c'è un ruolo anche dei cittadini che in questo caso diventa fondamentale, devono far sentire la loro voce in maniera altissima, con la frequenza giusta. Non si può continuare con decisioni di questo tipo, ambigue e indecifrabili. Precisando che questa sera avremmo voluto qui l'amministrazione e abbiamo chiesto, ha detto l'amministrazione, di invitare il professor Donati per fare un confronto tra esperti dei diversi metodi di studio. Detto questo, un grazie infinito ai nostri due relatori che danno lo spessore scientifico della nostra lotta e che speriamo porti prima o poi a una chiarezza sulla condizione ambientale della nostra salute. Devo chiedere se potete una piccola offerta, abbiamo delle spese tra cui anche l'affitto di questa palestra, se uscendo vi scappa qualcosa da mettere nella nostra cassetta delle offerte, vi ringraziamo. Allora, ringraziamo tutti quanti, vorrei ringraziare in modo particolare anche gli altri componenti della Consulta Ambiente che ci avete visto solo in 2 o 3 stasera girare, siamo un po' di più, che hanno contribuito a organizzare questo incontro e che stanno continuando a sollecitare l'amministrazione, speriamo di essere anche presto riconvocati, perché è un metodo di partecipazione importante in nome e per conto di tutti i cittadini e anche far funzionare questi organi. E poi permettetemi di ringraziare anche tutte le altre persone che non fanno parte della consulta o di associazioni che ci hanno dato una mano a organizzare oggi pomeriggio l'allestimento della palestra, perché poi ci scusiamo per i posti, ma abbiamo rispettato anche le indicazioni di sicurezza e ci siamo poi assunti le responsabilità di far entrare altre persone. Un ultimo ringraziamento va a Radio Veneto 1 che questa sera ci ha garantito una diretta, a nostro avviso importantissima, perché questo è un argomento che non si ferma come gli inquinanti ai confini territoriali, e ho appena ricevuto una comunicazione che abbiamo passato addirittura più di 3.000 contatti, quindi vuol dire che la gente ha voglia di saperne di più ed è importante fare informazione e cercare anche l'informazione. Buon proseguimento a tutti e grazie.